poeti antichi dicevano che la dea Afrodite, nata dalla schiuma del mare, si fosse nascosta dietro una pianta di mirto per sfuggire allo sguardo curioso di un satiro. Il ramo del mirto era usato dai guerrieri greci perché si pensava potesse infondere coraggio e forza. Gli antichi egizi lo utilizzavano come ornamento durante le feste. Adamo lo avrebbe portato con sé dal paradiso dopo esserne stato scacciato, come il ricordo di una vita felice. Ma se ovunque è considerato simbolo di buon augurio e utilizzato in cucina, in Sardegna ha una storia unica. La pianta dalle inconfondibili bacche di colore nero-blu è legata al liquore, il mirto rosso, che da qualche anno ha lasciato le cantine private e ha conquistato i mercati di tutto il mondo con il suo profumo inconfondibile. Lo sanno bene Paolo Melis ed Enrico Diana, che nel 1986 hanno fondato nelle campagne di Muravera l'azienda Bresca Dorada. Se prima producevano solo miele, da 30 anni si sono dedicati a un liquore di mirto di grande qualità, creato in un territorio unico, dai 1000 profumi. Beh, parlare di mirto in Sardegna è come parlare della Sardegna stessa. Facendo una domanda a un consumatore, ma non parlo un sardo chiaramente, quindi del resto d'Italia, si parla della Sardegna e una delle prime cose che viene abbinata alla Sardegna è il mirto, perché comunque è legato comunque al fatto di chi viene in Sardegna magari d'estate, trascorre una bella estate, c'ha i ricordi belli dell'estate, a fine pasto beve il mirto e quindi è legato diciamo alle cose belle della Sardegna. Intanto il mirto è il liquore nazionale della Sardegna. È un prodotto che piace se è fatto bene, perché di mirti ce ne sono tantissimi in circolazione e non tutti sono fatti seguendo quel criterio semplice, tante bacche di mirto, in infusione alcolica, senza eccedere con gli zuccheri, no? E ottenere un prodotto semplice, però appunto genuino. E la cosa interessante è che i giovani comunque non abbiano abbandonato questa tradizione, a discapito di altri prodotti magari di importazione che provengono da altre parti d'Italia o del mondo che non ci rappresentano. Generalmente questo prodotto veniva fatto soprattutto nel nord della Sardegna, sia in Gallura che nel Sassarese. Il mirto è appunto un prodotto casalingo che veniva fatto per poterlo offrire insomma, nei momenti importanti, quindi i momenti importanti sono insomma, le feste, l'arrivo di un ospite in Sardegna, l'ospitalità, insomma ancora per fortuna continua a rimanere sacra. Era il fine pasto che noi offrivamo dopo le cene che organizzavamo appunto nell'ambito di questa attività agriturismo che facevamo nei primi anni che abbiamo iniziato a lavorare qui, e in quel periodo facevamo l'apicoltura, non producevamo ancora liquori, il nostro lavoro era seguire le api, produrre miele e i derivati dell'apicoltura appunto. Ci piaceva l'idea del mirto perché l'abbiamo sempre fatto per noi, però proporlo poi agli ospiti a fine pasto ci sembrava una cosa che concludesse nel migliore dei modi insomma, la cena. Abbiamo visto che comunque il mirto, questo liquore piaceva tantissimo. E dice, ma voglio comprarne una bottiglia. E noi diciamo guarda ci dispiace, questo è solo per offrirlo a tutti i nostri ospiti, vogliamo farne assaggiare un pochino. E comunque questa cosa ci ha spinto a pensare di produrne in quantità tali da poter soddisfare una richiesta di un piccolo mercato, quale poteva essere quello di allora. E così da lì abbiamo iniziato. E siamo contenti che sia piaciuto e stia continuando a piacere.
Diciamo che nei nostri 35 anni di attività siamo cresciuti, abbiamo affrontato diverse sfide. Come aveva detto Paolo, quando abbiamo iniziato a produrre il mirto era quasi un gioco, una prova, abbiamo cominciato poche bottiglie, poi chiaramente i numeri sono cresciuti in maniera esponenziale e quella crescita ci ha portato tanti problemi, dei problemi produttivi, perché mentre sul vino c'è tanto, ci sono le scuole, c'è la scuola per enottecnici, enologi, sui liquori non c'è niente, quindi ci siamo dovuti inventare tutto, quindi le cose più banali, perché quando uno vuole mettere in commercio un prodotto come il mirto, lo fai in casa, quando fai 2 bottiglie e regali agli amici va bene, quando lo metti in una bottiglia, metti un'etichetta, devi mantenere determinati standard, essere sicuri che questo prodotto si conservi nel tempo, con i requisiti che l'azienda stabilisce. E noi abbiamo fatto delle scelte dall'inizio radicali, quindi non utilizzare coloranti, non utilizzare aromi, non utilizzare conservanti, e questo comporta chiaramente una sfida dal punto di vista della stabilità del prodotto, perché commercialmente un prodotto che cambia nel tempo non è molto accettabile. La qualità è un percorso, non è mai qualcosa che ti porti in un punto, e deve andare sempre avanti, capire come sono le evoluzioni del gusto chiaramente del consumatore, che può essere più o meno dolce, apprezzare delle cose più o meno aspre, più o meno amare, quindi chiaramente dobbiamo fare una ricetta che soddisfi tutto, però nell'integrità, mantenendo sempre l'integrità del prodotto, la qualità del liquore di mirto, che ha delle caratteristiche molto particolari. La cosa importante è non avere troppe differenze fra una produzione e l'altra, quindi essere bravi a fare questo senza utilizzare coloranti, stabilizzanti, aromi. Quindi questa è stata la sfida di tutti questi anni. L'utilizzo del miele nella dolcificazione, che è una caratteristica del mirto Bresca Dorada, perché noi utilizzando una piccola percentuale di miele, che è sempre in una quantità inferiore, cioè al massimo il 10% degli zuccheri totali, possiamo dare la stessa sensazione di dolce senza caricare di zuccheri il prodotto. Vivendo in una realtà agricola, quindi in campagna, in un'azienda di 7 ettari in mezzo alla campagna, trasformiamo i prodotti locali, quindi abbiamo incominciato a fare liquori con i limoni, con le scorze di limoni, il limoncino di Muravera, facciamo l'arancio con le scorze degli agrumi, degli arance, che qua a Muravera, chiaramente essendo la patria delle arance in Sardegna, sono molto facili da reperire. E poi abbiamo fatto tanti altri liquori, perché poi l'evoluzione non si è fermata, il liquore di fico d'India, e poi abbiamo fatto il mirto amaro, che non è un mirto senza zuccheri, ma è un amaro al mirto. È un infuso di bacche di foglie di mirto e un infuso di 20 erbe. Poi, essendo esperti di infusi di erbe, abbiamo realizzato il nostro vermouth. E abbiamo fatto questo vermouth, che anche questo è un prodotto molto molto particolare. Adesso l'ultimo prodotto, abbiamo appena imbottigliato il gin. Fra i gin sardi, quelli prodotti in Sardegna, è quello che secondo noi rappresenta di più la Sardegna, ha delle note aromatiche particolari, non solo di ginepro ma della macchia mediterranea, per fare un prodotto che sia veramente caratterizzato. Stesso discorso vale per le confetture, per le marmellate, per le composte che facciamo i succhi di frutta, il fico d'India e uva, adesso stiamo facendo il nuovissimo succo di melacotogna, cioè delle cose particolari che poi possono essere utilizzate anche per la miscelazione, per chi fa i cocktail, quindi per la miscelazione anche bevuti così, tal quali. E questo discorso, questa filosofia noi la portiamo nei nostri prodotti, cioè i prodotti Bresca Dorada sono nostri prodotti distinguibili per la qualità, per le note che danno, le sensazioni che danno, che sono quelle di legarci alla nostra terra, cioè questa è la cosa importante, il legame con la terra per Bresca Dorada è una cosa importantissima, ed è quello che il cliente e il consumatore si aspetta di trovare nei nostri prodotti e trova nei nostri prodotti. Oggi il liquore è riconosciuto tramite decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2 luglio 2013 come prodotto IG, indicazione geografica come mirto di Sardegna. L'uso delle bacche per produrre il liquore è ben noto da tempo in ambito domestico in Sardegna. Offrire all'ospite un bicchierino di mirto fatto in casa a fine pasto è una consuetudine radicata in tutto il territorio sardo. Che si tratti delle bottiglie fatte in casa o delle grandi produzioni destinate al mercato, alla base c'è sempre un unico prezioso principio: il rispetto per la terra e per la natura.